fatto molto grave, non solo per l'epilogo che poteva ancora essere peggiore, ma per le modalità dell'azione. Non era tempo che non si registrava un episodio così cruento e dimostrativo nella sua efferatezza, con più macchine, più motori, più persone coinvolte e più persone armate in un atto assolutamente dimostrativo. Proprio per questo motivo le indagini sono state coordinate fin dal primo minuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha emesso questi 4 provvedimenti di fermo che stanotte, dopo aver cinturato tutto lo Zen, abbiamo eseguito. Dottor Lupetti, colpisce appunto il carattere quasi dimostrativo di questo, che è stato un triplice tentativo di omicidio. Lei ci diceva proprio deve essere un segnale di forza anche nei confronti del quartiere, degli abitanti del quartiere. Ma quello è un segnale dimostrativo di forza nel quartiere, mandando avanti una presenza di uomini elevata, e soprattutto non soltanto nei confronti delle vittime, che erano i Colombo, ma anche nei confronti dello stesso quartiere, perché altrimenti non si realizza in questi termini un agguato, e anche per quelle che possono essere considerate le loro parti avverse, che sono le forze dell'ordine, perché questa azione dimostrativa e di forza dovrebbe incutere tutto quel timore necessario nelle vittime, che poi non si sarebbero dovute, come è avvenuto, rivolgere alle forze dell'ordine per denunziare i responsabili dell'agguato nei loro confronti.